Non è stata cosa facile trovarla. Nessun cartello, nessuna indicazione che ci dicesse che quantomeno eravamo nelle vicinanze. Molte persone ci avevano parlato di questo angolo un po' particolare di Borzago che proprio per la sua originalità era spesso visitato da comitive di turisti. Le sue peculiarità avevamo avuto modo di riscontrarle su qualche pubblicazione storica locale e su un bellissimo poster del consorzio turistico del Proloco della Val Rendena realizzato con un buon taglio fotografico da Giacomo Masè, senza peraltro avere dei dati precisi. Stiamo parlando della Corte del Tonio, uno degli angoli più curiosi della Val Rendena. È situata in una delle prime ed antiche case di Borzago ed è costellata da una serie di dipinti e di scritte murali che sovente destano l'interesse di quanti ne vengono a conoscenza. È un antico cortile interno a cui fanno cornice 4 vecchi edifici di origine contadina. Sulle sue pareti spiccano una serie di dipinti che gli danno una personalità ben definita. Non si tratta, come a prima vista saremmo portati a credere, di antiche pitture, ma di veri e propri murales risalenti forse agli inizi del secolo. A realizzarli sarebbe stato un certo Pellizzari Vigilio della famiglia soprannominata Tonio. Disegni, detti popolari, rappresentazioni di vita quotidiana, scene di caccia, curiosità, proverbi e stravaganze permettono di ricostruire, almeno in parte, la personalità di questo artista cronista che ha pensato di utilizzare le pareti interne del cortile di casa per guadagnarsi un po' di celebrità tra i posteri. Un po' più di attenzione meriterebbe sicuramente anche questo angolo di questo signor Vigilio Pellizzari Tonio. In fin dei conti, pur non essendo antica, fa pur sempre parte di un nostro importante patrimonio di cultura.